Attenzione, il tiro e il gol di Jimenez, il gol di Jimenez. Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Gentili signore e signori, buonasera da Fausto Pozzan. È sabato 9 marzo 2024, 23esima giornata, decima del girone di ritorno del massimo campionato di hockey pista Serie 1. Tra qualche minuto il derby delle nevi tra Veneta Lab Breganze e Y Sport Valdagno. La grafica di Maria Monteanu tra qualche istante vi darà le formazioni che daranno vita a questo incontro, che sarà diretto dai signori Alessandro Eccelsi di Novara e Carlo Iorio di Salerno. Il Valdagno ci schiera con la divisa tradizionale, maglia blu, calzoncini bianchi e calzettoni blu. Breganze in completo nero con il bordo rosso a ricordare appunto i colori sociali, quindi le maglie delle squadre che si affronteranno fra qualche minuto sono proprio in onore ai colori sociali delle rispettive società. Valdagno che schiera tra i portieri Giovanni Bovo con il numero 1 e Davide e Giulio Checchetto con il 10, giocatori in movimento, Capitan Davide Montaran con il 2, Marco Tomba con il 4, Nicolò Croco con il 6, Leonardo Di Qui Giovanni con il 7, Davide Piroli con il numero 8, Alex Boregan con il 59, Marcos Oscar Vega con il 66, Emanuele Garcia con l'84. L'allenatore della formazione del Y Sport Vardagno è Luca Chiarello, il suo vice Massimo Caneva per il Breganze. I portieri sono Mattia Verona con l'85 e Giuseppe Tagliapietra con il 10, giocatori in movimento, Pietro Agostini con il 3, Antonio Tagliapietra con il 18, Tommaso Volpe con il 9, Facu Posito con il 14, Ramiro Torres con il 57, Massimo Tadrani con il numero 8, Stefano Dal Santo con il 53, Mattia Cocco il capitano con il numero 29, allenatore Roberto Crudeli. Partiti Valdagno con Boregan, Garcia, Di Qui Giovanni e Motaran, in porta Giovanni Bovo. Breganze con Mattia Verona,
Stefano Dal Santo, Massimo Tatarani, Ramiro Torres e Facu Posito, questi quintetti scelti dai rispettivi allenatori. L'assenza importante in casa Valdagno, l'infortunio di Giuliani. Vedremo se Braganza ne saprà approfittare, perché si tratta sicuramente di uno dei giocatori maggiormente talentuosi della formazione ospite. Braganza con qualche acciacco, in particolare con il giocatore in possesso di palla in questo istante, vale a dire Facu Posito. Lo stesso Mattia Cocco non è dato in perfette condizioni fisiche, ma tant'è, Braganza deve provare a muovere la classifica e reduce dal pareggio in quella di Giovinazzo. Qui c'è un buon recupero palla da parte di Ramiro Torres, che va subito a scambiare con Massimo Tatarani, che va a cercare dall'altra parte Facu Posito per la prima conclusione. 24-03 al termine della partita. Il derby è iniziato sicuramente a sprombattuto da entrambe le formazioni. Permettetemi un saluto a Domenico Tomba, con il quale ho commentato la gara d'andata. Mi sarebbe piaciuto replicare il favore qui, ma purtroppo ha avuto un problema dal quale si sta ristabilendo. La cosa più importante. Lo abbraccio e gli auguro assolutamente di vederlo e di sentirlo presto in cabina di commento delle partite del White Sport Valdagno. Possesso per Di Qui Giovanni dietro la porta di Mattia Verona, all'indietro per Davide Motaran, capitano della formazione ospite, che ha avuto un problema fisico a inizio stagione. Infatti è rientrato a stagione inoltrata. Attenzione qui subito la conclusione di prima intenzione di Garcia, controllata da Mattia Verona, ha replicato quindi la occasione precedente di Facu Posito, che non aveva inquadrato la porta. Adesso Massimo Tatarani dall'altra parte va a subire il primo fallo di squadra, mentre c'è un problema per Stefano Dal Santo, che è scivolato nei pressi della balaustra a metà campo, proprio sotto il tavolo dei cronometristi, dove c'è il terzo arbitro dell'incontro, l'arbitro a disposizione, l'arbitro al tavolo, vale a dire Alberto Fabris di Tiene. Quando c'era un attimo di pausa vi descriveremo il programma di questa 23esima giornata. Ormai la regular season sta terminando, sarà prossima l'assegnazione dei primi titoli della stagione, vale a dire fra un paio di settimane, in quel di Forte dei Marmi, le finali di Coppa Italia per la 1, per la 2 e per la Serie B, la femminile, e poi con la fine della regular season playoff e playout, salvezza, agli quali sicuramente parteciperà il Braganza, che deve guardarsi le spalle dal Giovinazzo a un solo punto. Più su c'è il Monza, quota 20. Ricordiamo ovviamente che al termine della stagione regolare le squadre che partecipano ai playout si portano in dote la metà dei punti conquistati durante la stagione. Finisse così, Braganza avrebbe 7 punti, ed è chiaro che la formazione allenata da Roberto Cruieri vuole provare a incrementare il bottino, magari già questa sera in questo derby, ma sarà naturalmente difficile, perché Valdagno è formazione sicuramente accreditata, è al settimo posto con 35 punti, è formazione capace di improvvise accelerazioni, di ritmi alti per tutto l'incontro, e Braganza ne ha fatto le spese nell'andata. Comunque torniamo in cronaca. Boregan a scambiare con Motaran, Garcia, girano a 3 a metà pista i giocatori di Luca Chiarello. Boregan nei pressi dell'area, tentativo di filtrante, recupera palla per i propri colori. Facu Posito a scambiare subito con Stefano Dal Santo, la conclusione rimpallata dal pattino di Emanuele Garcia. Allora possesso per Valdagno con Di Qui Giovanni. Motaran per Garcia, siamo a metà pista, varca la metà campo, se ne va il mancino 84, esperto giocatore classe 83. Le finte di tiro di Davide Motaran, possesso ovviamente di un tiro al fulmicotone, all'indietro per Di Qui Giovanni, cattivo controllo, 5 secondi, possesso nella propria metà campo, e allora si riprenderà con Braganza, che avrà una nuova opportunità offensiva. Sono trascorsi quasi 4 minuti dall'inizio della partita, non tanto lavoro per i portieri, che però ci sembrano ben concentrati e attenti. Qui c'è un passaggio impreciso di Stefano Dal Santo, recupera comunque Massimo Tatarani, cede il possesso a Ramiro Torres, che ci sembra molto volitivo. Qui la buon'ottima conclusione, ben controllata da Giovanni Bovo, classe 99, primo anno da titolare a Valdagno. Boregan, scambio di dietro per Davide Motaran, la conclusione imprecisa
un'autentica bomba che non ha inquadrato la porta, difesa da Mattia Verona dall'inizio di questo girone di ritorno. Qui si è messo in proprio Facu Posito, è andato a insidiare Giovanni Bovo, è arrivato anche Massimo Tatarani, ma ha sventato la minaccia il portiere ospite, che va a lamentare, a chiedere il permesso al direttore di gara Carlo Iorio di poter sistemare la maschera. Vediamo anche toccarsi la mandibola. Lo assiste il secondo di ruolo Giulio Checchetto. Giovanni Bovo comunque è assolutamente in grado di proseguire, indossa la maschera e visiera ed è pronto a prendere posto tra i pali alla difesa della porta valdagnese. Valdagno ha subito 69 reti sin qui ed è un'ottima difesa, è uno dei marchi di fabbrica della formazione di Luca Chiarello da fase difensiva sicuramente. Braganza dall'altra parte ha purtroppo il peggior attacco della Serie 1 con 64 reti messe a segno sin qui, 108 le reti subite. Motaran a cercare al centro dell'area di Qui Giovanni, si è chiusa la difesa breganziera. Braganza dovrà lavorare bene in difesa al cospetto di una formazione sicuramente agguerrita con giocatori dotati di qualità e ritmo come Boregan in questo caso, e poi l'esperienza di Motaran, di Garcia, ovviamente l'assenza di Giuliani sicuramente può essere un fattore, ma ripetiamo, Valdagno ha ottimi elementi. Qui è andato a concludere di Qui Giovanni, non ha inquadrato la porta, stava creando un serio problema a Mattia Verona. La conclusione di Motaran, colpito Facu Posito dal bolide scagliato da Davide Motaran, si tocca la mano il numero 14 di casa, lo soccorre anche Boregan. Vediamo se Facu Posito sarà in grado di proseguire, ci sembra intenzionato a non chiedere il cambio. 19:54, abbiamo quindi già superato i primi 5 minuti di partita, match equilibrato sin qui. Braganza ha avuto qualche buona iniziativa, Valdagno ha avuto dal suo canto un possesso palla più continuo e ha già portato alcuni pericoli alla porta difesa da Mattia Verona. Il programma della serata prevede il derby fra Sandrigo e Trissino, lo scontro importante tra Sarzana e Forte dei Marmi, lo scontro che interessa Braganza anche in ottica play-out tra Monza e Follonica, poi Lodi e Grosseto. Domani il derby tra Montebello e Bassano, quindi questa sera 3 derby. Ricordiamo che la provincia di Vicenza schiera 6 squadre in Serie A1. Si riparte con Boregan in possesso dietro la porta di Mattia Verona, lo ringhia su di lui Stefano Dal Santo, le finte di tiro, il taglio di Davide Motaran, anni indietro per Boregan, gioca bene Valdagno, ci trovano i giocatori di Luca Chiarello. Qui il tiro stava creando qualche problema Mattia Verona e comunque ha controllato con il suo gambale sinistro. Mattia Verona questa settimana ha compiuto 27 anni ed è sicuramente uno dei rinforzi del campionato d'inverno, del mercato invernale della formazione rossonera. Siamo comunque con Valdagno in possesso, con Boregan non sta accelerando. Valdagno in questo istante tiene il possesso della sfera, gira soprattutto a metà pista e poi si produce con accelerazioni, con tiri da lontano, come in questo caso Emanuel Garcia che non ha inquadrato la porta. Trascorsi ormai 6 minuti dall'inizio di questo derby, che abbiamo già definito in sede di presentazione, è stato definito dai mass media come il derby delle nevi. È un derby di sicura tradizione. Qui c'è la conclusione di Ramiro Torres, sono già 2 i tiri scagliati dal numero 57, terzo anno per lui a Braganza, 11 reti sin qui in stagione. Garcia, Boregan, torna all'indietro ancora da Garcia, Ramiro Torres gli ruba pallina, allora doppiano ma si libera molto bene della sfera servendo Stefano Dal Santo. Massimo Tatarani ha cercato sul secondo palo Facu Posito, ma si è chiusa la difesa dei giocatori di Luca Chiarello. Attenzione, la palla vagante, doppia parata di Mattia Verona e poi molto bene Ramiro Torres a conquistare palla, a servire
oltre la metà campo Facu Posito che non ha un buon controllo e allora voleva subito in prima intenzione cercare Massimo Tatarani che era già andato sul secondo palo in area. Attenzione, un ottimo spunto di Ramiro Torres, ottima giocata di Ramiro Torres, Lazio schiaccia, ha sventato la minaccia Giovanni Bovo. Il derby si sta aprendo sicuramente, le squadre si stanno allungando. Ottima la partenza di questo derby di Ramiro Torres che ha già impegnato ripetutamente il portiere Giovanni Bovo, che ha risposto presente. Quest'ultima occasione è stata particolarmente interessante. Attenzione con Boregan dall'altra parte, dietro la gabbia, difesa da Mattia Verona, lascia lì la palla, la sfera che è stata toccata dal portiere di casa, e allora ancora una possibilità per Valdagno, altri 45 secondi per gestire il possesso palla prima di dover effettuare la conclusione. Diversamente la palla tornerà alla formazione difendente, vale a dire il Breganze nella circostanza. Garcia, Boregan, Motaran all'indietro per Boregan, ancora Boregan cerca di penetrare, qui la palla colpita a stile tennis da Davide Motaran, ha cercato la volée, qui il filtrante di Motaran a premiare lo spunto di Qui Giovanni, insistito, ma ancora una volta ruba palla. Uno scatenato Ramiro Torres, un'altra conclusione e un'altra parata di Giovanni Bovo. È un duello tra i due, lo sta vincendo sinora il portiere ospite. Primo cambio alle viste, qui c'è una pessima scelta, lasciar tirare Davide Motaran, ma è bravissimo Mattia Verona. Massimo Tatarani scivola, concede quindi una ripartenza a Di Giovanni, la conclusione si allunga con la punta della stecca del guanto, e qui c'è un ottimo spunto con un'occasione d'oro, e ancora Massimo Tatarani che segna, porta in vantaggio Breganze. Ripetute conclusioni di Facu Posito, alla fine sulla palla vagante c'è arrivato Massimo Tatarani per il suo 15° gol stagionale. 1-0 Breganze, 16-23. Sblocca quindi questo derby Breganze con il suo numero 8 Massimo Tatarani, che tra l'altro è un ex, a Valdagno ci ha vinto lo scudetto, ma non ha fatto ovviamente sconti. 15ª rete di Massimo Tatarani in questo campionato, che ha iniziato la stagione nel fine. E qui c'è subito il pareggio, di Qui Giovanni. Non è durato 8 secondi il vantaggio di Breganze. Peccato per Breganze, ovviamente bene per Valdagno. Di Qui Giovanni ha impattato subito. Mattia Verona lamenta magari un contatto in area, ma hanno subito convalidato i direttori di gara, niente da dire. 1-1, quindi sbloccato il derby, ma ristabilita subito la parità nel giro di 8 secondi. Dopo 9 minuti dall'inizio di questa sfida, Breganze era passato in vantaggio con rete di Massimo Tatarani, subito il pareggio di Qui Giovanni. Time out alle viste, lo chiama Luca Chiarello, che è pronto che ha inserito Davide Piroli, è uscito Davide Motaran. Giostano a metà pista i giocatori di Breganze. Breganze è andato in vantaggio con Massimo Tatarani sfruttando una palla vagante dopo che Facu Posito aveva impegnato ripetutamente il portiere Giovanni Bovo, che ancora una volta aveva ribadito di essere un'ottima serata e un ottimo momento di forma. Aveva trovato il pertugio, ma subito dopo su una palla vagante in area c'è arrivato di prima intenzione di Qui Giovanni, 2 gol fotocopia li possiamo definire così, e ha impattato il derby. Qui subito la conclusione di Garcia, riparte Breganze, potenziale 3-2 con Facu Posito. Massimo Tatarani, cattivo controllo, non è riuscito a controllare bene la sfera. Dall'altra parte di Qui Giovanni tenta di sorprendere Mattia Verona, e invece Breganze riparte con Ramiro Torres, che è stato liberato da un assist di Massimo Tatarani. Ancora la palla vagante, ci arriva Davide Piroli, non riesce a inseguirlo Facu Posito. Nella circostanza l'abbiamo visto lamentare magari qualche problema che li ha costretto a rinunciare al derby con il Bassano. È un minutaggio sicuramente limitato sabato scorso in quel di Giovinazzo.
Qui c'è l'intercetto però difensivo di Facu Posito, che si sta sacrificando assolutamente a dispetto magari di una condizione fisica non ottimale. Ancora Facu Posito si mette in proprio, punta di qui Giovanni, l'autore del gol del pareggio, che recupera palla per i propri colori, va a pescare Boregan. All'indietro per Davide Piroli, pronto a entrare Marcos Vega, detto Colo. Di qui Giovanni, la conclusione, la parata di Mattia Verona. Il primo time out di questo derby. 13:56 al termine della prima frazione di gioco. 1-1, bel derby all'insegna dell'equilibrio. Braganza era passata in vantaggio per prima con il suo numero 8 Massimo Tatarani, che ha iniziato la stagione Vercelli, così come Mattia Verona. Vediamo le reti. Questa è la rete di Massimo Tatarani a 16:24 al termine della prima frazione di gioco. E qui l'immediato pareggio di Qui Giovanni su una palla vagante in area di prima intenzione. 2 gol fotocoppia, tra l'altro 2 mancini. Massimo Tatarani intanto si siede in panchina, gli dà il cambio Pietro Agostini, classe 2003, che segnò l'andata. La sfortunata per Braganza ovviamente partita che vide Valdagno vincere largo. Però Pietro Agostini mise a segno quello che finora è il suo unico gol stagionale per quanto riguarda gli altri marcatori di Braganza. Mattia Cocco ne ha messi a segno 11, sin qui Stefano Dal Santo 6, Facu Posito 18, Massimo Tatarani 15, ma 5 mi sembra sono state le segnature con la maglia del Braganza. E Ramiro Torres 11 per quanto riguarda Guadagno. Boregan 13 reti, Nicolò Cocco 4, Di Qui Giovanni 11 con quella di stasera, Emanuele Garcia 5, Giuliani l'assente questa sera 21, Davide Motaran 7, Collo Vega 9. Si riparte Collo Vega, quindi ne ho entrato dietro per, attenzione qui la palla vagante, ci andava subito Davide Piroli a tap-in, non ha inquadrato la porta. Braganza deve stare attenta sicuramente alle conclusioni da lontano di Davide Motaran, che ha già provato a impegnare seriamente il portiere di casa Mattia Verona. Qui lo spunto di Stefano Dal Santo, trovato Facu Posito, marcato da Collo Vega. I due erano stati compagni di squadra lo scorso anno in quel di Montecchio Precalcino. Ferma il gioco il signor Eccelsi, vediamo, probabilmente c'è la pista da asciugare, anzi c'è da sistemare il cancelletto. Vi provvede Alessandro Panon, dirigente e accompagnatore della prima squadra e vicepresidente dell'Hockey Braganza. Si parte con Pietro Agostini in possesso, a scambiare con Facu Posito. Siamo dietro la porta di Giovanni Bovo, recupera per i propri colori Davide Motaran, va a servire Collo Vega. Da Collo Vega a Davide Piroli, Motaran, Piroli, Baldagnese Doc, Piroli, mentre Giovanni Bovo e Di Qui Giovanni sono di Trissino. Motaran e Di Vercelli. Qui c'è la palla avanti, il signor Eccelsi annulla la rete messa a segno da Collo Vega. Reo a suo modo di vedere di aver controllato con il corpo la palla, anzi di averla combattuta. Qui c'è un ottimo spunto dall'altra parte di Facu Posito. Avrebbe meritato maggior fortuna questa iniziativa di Facu Posito. Valdagno comunque aveva messo a segno il punto del potenziale 2-1, ma ha annullato il signore Chelsea. Si riparte con Pietro Agostini, lo spunto di Pietro Agostini, la conclusione murata da Davide Motaran. Collo Vega, Motaran supera Ramiro Torres, se ne va dietro la porta, all'indietro a metà pista per Davide Piroli. Il passaggio per Emanuele Garcia, Piroli ancora dietro la gabbia di Mattia Verona che tocca la sfera, e allora possesso per Valdagno. Altri 45 secondi per ultimare l'azione offensiva concessi da regolamento alla formazione ospite del Y Sport Valdagno. 35 punti in classifica e il settimo posto sin qui, mentre Braganza, come sappiamo, è penultimo, un solo punto di vantaggio sul Giovinazzo all'inizio di questa partita. Giovinazzo che questa sera riposa
causa abbandono del Vercelli. Sarà una sola la formazione a retrocedere in A2 al termine di questa stagione 2023-2024. A contendersi il posto verosimilmente Giovinazzo e Braganza sicuri, poi vedremo quale sarà la terza squadra che li accompagnerà ai play-out. In questo momento sarebbe il Monza. Motaran, stop e tiro, fuori di poco, riparte Braganza con Pietro Agostini, l'accelerazione di Pietro Agostini. Rientrano però i giocatori di Luca Chiarello, a conferma di un ottimo assetto difensivo, e abbiamo già sottolineato il fatto che Guadagno ha subito sin qui 69 reti ed è un buon bottino dopo 23 giornate, vale a dire 3 reti di media, se non sbagliamo. Qui c'è la conclusione tentata da Stefano Dal Santo con Ramiro Torres, che era andato proprio a provare a impensierire Giovanni Bovo, o per fare velo o per cercare la deviazione. Qui forse uno dei primi errori in possesso della formazione ospite. Allora Braganza dall'altra parte con Stefano Dal Santo, la conclusione, gol Braganza, viene il settimo gol di Stefano Dal Santo. 11-03, Braganza quindi raddoppia. Un tiro da lontano che non è stato evidentemente visto. Ramiro Torres a fare velo, magari forse avrebbe voluto richiamare l'attenzione dell'arbitro per una possibile deviazione. Il signor Chelsea invece ha segnato il gol a Stefano Dal Santo, ma tant'è. Braganza in vantaggio 2-1 in questo derby. Abbiamo sottolineato in sede di presentazione che Braganza ha assoluto bisogno di muovere la classifica, ovviamente, e questo derby è un banco di prova sicuramente difficile ma stimolante. Braganza appunto ha risposto presente sin qui in questi primi 14 minuti, che vedono la formazione rossonera in vantaggio di misura per 2-1. Davide Piroli all'indietro per Motaran, da questi a Boregan. C'è stato il blocco irregolare di Vega. Riparte Braganza con Facu Posito, ancora Facu Posito in possesso. La conclusione di Facu Posito controllata dal pattino di Davide Motaran. Stato il buon ingresso sul terreno di gioco di Pietro Agostini in questo derby. Motaran all'indietro per Piroli, ancora Piroli, il blocco di Davide Motaran, cade Pietro Agostini, si rialza ancora Piroli a sfidare Torres e a batterlo nel dribbling. Tentativo di alza e schiaccia controllato da Mattia Verona. Buona iniziativa di Davide Piroli, giocatore ma anche allenatore della formazione Under 17 del White Sport Valdagno. Facu Posito a cercare Pietro Agostini, ma recupera palla per i propri colori Boregan, che se ne va. L'ottimo spunto di Boregan, l'accelerazione. Motaran, la punta del pattino di Mattia Verona, che lancia per il possibile contropiede Pietro Agostini, che va a trovare Facu Posito. Non controllano il tentativo di assist. Attenzione dall'altra parte Davide Piroli, bravissimo Mattia Verona, la palla che danza velocemente davanti a lui, la riconquista. Riparte Braganza con Ramiro Torres, rinviene su di lui determinatissimo Davide Piroli. Un ottimo ingresso, si sta lamentando per l'occasione precedente, aveva fatto un grande numero, altrettanto un numero però del portiere di casa, vale a dire Mattia Verona, che ha smentato la minaccia. È entrato Nicolò Crocco intanto, prodotto anche lui del vivaio valdagnese, classe 2005, giocatore assolutamente talentuoso. 4 le reti messe a segno da lui in questo campionato. Rivediamo, è un classe 2005. Riparte Braganza però con l'ottima riconquista Pietro Agostini. Stefano Dal Santo, Pietro Agostini non è riuscito a controllare il passaggio leggermente lungo. Dall'altra parte Davide Piroli si è emulato Stefano Dal Santo. Bel derby a dispetto delle sole 3 reti messe a segno. Ramiro Torres prova a mettersi proprio, va a concludere murata dalle stecche dei difensori di Luca Chiarello e Massimo Caneva. Time out chiamato da Braganza, esce Ramiro Torres, rientra in pista per i propri colori Massimo Tattaranni, autore del gol che ha sbloccato la sfida,
che la regia di Maria Monteano per la piattaforma digitale Hockey Pista Facebook TV, canale YouTube, ci sta mettendo a disposizione. Questo è il pareggio di Leonardo Di Qui Giovanni e questa è la rete che sin qui sta orientando il derby fuori di Breganze. Il tiro da fuori di Stefano Del Santo, Ramiro Torres a fare velo, Stefano Del Santo a mettere a segno la 7ª rete stagionale e Breganze a incrementare il suo bottino di reti, è a quota 66. Ma quel che è più importante è 8 minuti e 10 dal termine di questo primo tempo, sta conducendo questo derby importantissimo per la formazione di casa, che in ottica play out ha bisogno di conquistare punti in questa regular season per presentarsi all'atto finale che decreterà la squadra a retrocedere in una posizione magari di relativa tranquillità, relativa perché le distanze tra la distanza tra Breganze e Giovinazzo è assolutamente risicata. Un solo punto all'inizio di questa partita, l'unica delle due che può incrementare il bottino per altre Breganze, e quindi staremo a vedere come andrà questo derby. È l'unica che può incrementare Breganze perché Giovinazzo riposa e ha già incamerato i 3 punti così come disposto dal giudice sportivo dopo l'abbandono del Vercella. Ricordiamo quindi all'inizio di questa giornata Breganze 13, Giovinazzo 12, finisse così Breganze ne avrebbe 16 e sarebbe tanta roba, ma per Breganze ovviamente. Ma questo derby è ben lontano dal determinare i suoi verdetti. Attenzione qui Davide Piroli, il miracolo di Mattia Verona, ottimo inizio di partita per Mattia Verona, ancora una volta qui è lenta la ricezione di Massimo Tatarani, qui attenzione, punizione per Breganze, ha subito fallo Massimo Tatarani, c'era un potenziale 3 contro 2 per la formazione di casa. L'intervento della difesa ospite è stato irregolare e quindi punizione per Breganze, qualche metro fuori dal limite dell'area di rigore valdagnese. Stefano Del Santo, la conclusione deviata, e allora possesso per Valdagno con Colo Vega, il suo numero 66. Lo scorso anno abbiamo già avuto modo di ricordarlo a Montecchio Precalcino, e il suo compagno di squadra è il giocatore che sta mancando Nicolò Crocco, vale a dire Facu Posito, il 14, numero 14 rossonero, 18 reti messe a segno per lui qui in stagione. Nicolò Crocco, la conclusione, Mattia Verona chiude il primo palo, smetta la minaccia, permette un possesso alla formazione di casa con Massimo Tatarani contrastato con vigoria da Boregan. Qui c'è stato il tentativo di conclusione di Stefano Del Santo con Pietro Agostini che era andato a fare velo. Buona la prova sin qui di Pietro Agostini. 6:42, va a contendere il possesso a Nicolò Crocco, anzi no, a Di Qui Giovanni che è rientrato intanto su. Attenzione qui la palla vagante ancora come un rapace Di Qui Giovanni, che ha proprio istinto per andare su tutte le possibili deviazioni. Valdagno in questo momento assolutamente con la linea verde, vale a dire Boregan, Vega, Di Qui Giovanni e Crocco. Giovanni Bovo in porta Breganze con Pietro Agostini, Facu Posito, Stefano Del Santo e Massimo Tatarani, più esperta quindi in questo frangente la formazione di casa. Attenzione qui l'ottimo filtrante per Facu Posito che mette a segno 3-1, assist al bacio di Massimo Tatarani che viene ringraziato dall'autore del suo 19esimo gol stagionale, ma quello che è più importante è il punto del 3-1. Breganze quindi allunga. La formazione di casa ha disputato sin qui assolutamente un ottimo derby. Esce l'autore del gol, Facu Posito, rientra Ramiro Torres. Breganze avanti 3-1. Si riparte Boregan, la conclusione sopra la traversa della porta difesa da Mattia Verona, sopra la distanza regolamentare. Il signor Iorio quindi assegna possesso a Breganze, 6-0-3, Breganze avanti 3-1. Quindi è passata in vantaggio la formazione allenata da Roberto Crudeli a partire da questo girone di ritorno con Massimo Tatarani. Il pareggio immediato dopo 8 secondi di Di Qui Giovanni
e poi Breganze ha allungato e si è portato sul doppio vantaggio grazie a Stefano Dal Santo e qualche istante fa, una ventina di secondi fa, Facu Posito per il suo 19esimo gol stagionale. Si riparte, a metà pista giostrano i giocatori di Luca Chiarello, che assieme a Massimo Caneva dirige questa dal punto di vista tecnico la formazione ospite. Ma Ramiro Torres lo scarico all'indietro, Massimo Tatarani per Stefano Dal Santo, non trova un pertugio per andare alla conclusione, allora sceglie il possesso. Breganze può anche farlo dall'alto del suo doppio vantaggio, che non significa nulla ovviamente con uno sport come l'hockey pista, ma intanto è importante per Breganze. Qui la conclusione ancora una volta, e c'è il gol di Pietro Agostini! Ha trovato, ha estratto dal cilindro Pietro Agostini la quarta rete di Breganze, 5-0-6, il suo secondo gol stagionale. Evidentemente Valdagno li porta bene, qui di prima intenzione non ci ha pensato, distinto la conclusione di rovescio sul secondo palo raso terra, sorpreso Giovanni Bovo, e allora Breganze è avanti 4-1, è sicuramente un buon viatico per questo primo tempo. L'abbiamo già detto, è ancora presto, ma intanto per i più giovani provo a scomodare Messier La Palisse, meglio concludere il primo tempo 4-1 che 3-1. Mi perdoneranno gli ascoltatori perché la battuta non mi è venuta bene. Al di là di questo, Valdagno forse sorpreso dalla verve di Breganze, che si è stretta sicuramente attorno a Mattia Verona, molto impegnato, ma anche Giovanni Bovo è stato molto impegnato in questi primi 20 minuti di derby. Comunque Breganze è stato premiato, ha messo a segno sicuramente delle belle marcature. L'ultima è stata di Pietro Agostini, secondo gol stagionale per lui, che ha segnato solo con il Valdagno. Esce in questo momento Pietro Agostini. Breganze quindi che ripristina il quintetto con cui ha iniziato questa partita, vale a dire Mattia Verona, Stefano Dal Santo, Massimo Tatarani, Facu Posito e Ramiro Torres. Comunque, ma quel che è più importante, siamo sul 4-1 in favore della formazione di casa, che raggiunge quota 68 nelle marcature di questo suo campionato e si può portare in dote queste 3 reti da provare magari a gestire oppure incrementare se Valdagno concederà spazi, come è successo in occasione che la quarta marcatura messa a segno da Pietro Agostini. Qui assist al bacio di Ramiro Torres, che ha premiato il taglio di Massimo Tatarani davanti alla porta. Attenzione dall'altra parte però di qui Giovanni, un grande recupero difensivo di Ramiro Torres. Breganze sta mettendo in pista tutte le proprie armi, tutta la propria volontà, tutta la propria voglia di provare ad andare a punti. Scambiano Facu Posito e Massimo Tatarani all'interno dell'area, recupera però palla la formazione ospite. Qui c'è un'altra palla persa, sono già un paio quelle perse dalla formazione ospite. Valdagno forse ha accusato il colpo del 4-1. Stefano Dal Santo varca a metà pista, va a trovare Ramiro Torres, che anche lui è autore di un'ottima prova sin qui. Facu Posito, Massimo Tatarani all'indietro, Breganze sceglie il possesso e fa bene, è avanti di 3 reti a 3 minuti e 40 dal termine della prima frazione di gioco. Ramiro Torres ancora, possesso saldo nel numero 57 che tenta l'alza e schiaccia. Sarà possesso per Breganze, altri 45 secondi. Infatti Giovanni Bovo ha toccato palla dietro l'area di rigore, fuori dall'area di rigore, quindi da termine di regolamento non si può. Ancora possesso per Breganze, altri 45 secondi. Sul punto di battuta, angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione rossonera, Massimo Tatarani e Ramiro Torres, che hanno già scambiato. Ramiro Torres è dietro la porta di Giovanni Bovo, ancora a tentare l'alza e schiaccia, trova ancora attento il portiere ospite, il numero 57 di casa. Pronto a rientrare Davide Motaran, esce quello Vega, Nicolo Crocco, Davide Motaran, siamo a metà pista, girano a 3 i giocatori di Luca Chiarello. Borregan a portare un blocco per l'iniziativa di Nicolo Crocco, all'indietro per Davide Motaran.
fronteggiato da Facu Posito, autore della terza rete rossonera. Ancora Davide Motaran, il tiro sopra la traversa, controlla sfera Massimo Tataranni, si avvia al piccolo trotto verso la metà campo, cede sfera a Stefano Dal Santo. Ramiro Torres in possesso, lo spunto di Ramiro Torres all'indietro da Stefano Dal Santo, che ha avuto il merito di portare Breganze sul 2-1. Ancora Facu Posito, è raddoppiato da Davide Motaran, Nicolò Crocco, ma si libera molto bene della sfera e serve dall'altra parte, dietro la porta, sull'angolo opposto. Il proprio compagno Facu Posito aveva cercato e aveva visto l'inserimento di Ramiro Torres, fosse riuscito a lanciarlo, siccome stava subendo un raddoppio, poteva lanciare un compagno verso la porta, ma siamo già dall'altra parte che diamo oscuro ai telespettatori. Questo match è più veloce di chi lo commenta, e allora punizione a qualche metro dal limite dell'area della porta difesa da Mattia Verona. Un time out lo ha chiamato Roberto Crudeli. 2-0-6 di questo derby assolutamente piacevole, ben condotto da entrambe le formazioni. Valdagno nei primi minuti sicuramente ha fatto vedere di essere formazione giustamente accreditata per un ottimo finale di stagione, a dimostrare di meritare tutto il settimo posto in classifica e anche il buon percorso europeo che ha messo a segno la formazione di Luca Chiarello. Breganze però è stata capace di proporre una prestazione sicuramente encomiabile sul piano dell'impegno in fase difensiva, del recupero, sul piano della ricerca del compagno da smarcare davanti al portiere Bovo. È stato molto spesso cercato questa soluzione, con l'abilità di trovare i gol che stanno decretando questo successo parziale per 4-1. Quindi una buona strategia quella messa in atto dai giocatori di Roberto Crudeli. Qui c'è la conclusione di Davide Motaran, che non ha inquadrato la porta. Boregan cerca di sorprendere Mattia Verona sul primo palo, ma non trova la porta. Di qui Giovanni, ancora Caparbio, la conclusione di Boregan, ancora la palla che danza pericolosamente, che sibila pericolosamente vicino a Mattia Verona, che è molto attento, sicuramente uno dei fattori che stanno orientando a favore di Breganze questa sfida. Ottime le parate di Mattia Verona, che da quando si è presentato qui a Breganze ha fatto vedere di possedere sicuramente ottime capacità tecniche e agonistiche. Qui c'è un passaggio strano che ha colpito la balaustra, comunque da parte di Massimo Tarani. In ogni caso la sfera è in saldo possesso dei giocatori di Roberto Crudeli, che si stanno avvicinando all'ultimo giro di lancette di questa prima frazione di gioco, che li vede in vantaggio. Qui la ricerca ancora di premiare il taglio di Massimo Tarani. È stato un piano tattico attuato molto spesso dai giocatori di Roberto Crudeli questa sera. Davide Motaran però a proporre un altro possesso. Vediamo Boregan che prova ad accelerare il ritmo. Valdagno deve assolutamente provare a risalire la corrente, e deve farlo magari provando a trovare cadenze di gioco più elevate, che sono nelle corde della formazione di Luca Chiarello, che sicuramente, lo ricordiamo, ha dovuto iniziare questo derby senza il suo giocatore maggiormente capace, se non altro il piano realizzativo, vale a dire Giuliani, che si è infortunato all'ultimo incontro. Qui Facu Posito ha provato a mettersi in proprio, hanno chiuso tutti i giocatori di Luca Chiarello. Boregan ancora all'indietro per Davide Motaran, la conclusione Stefano Dal Santo, ripiegamento difensivo, bastone a deviare il tiro del capitano ospite. A 25 secondi dal termine della prima frazione di gioco Massimo Tataranni sceglie il possesso, ma glielo impediscono Nicolò Crocco e Davide Motaran. Dall'altra parte Davide Motaran. 15 secondi al termine, all'indietro per Boregan. Ancora Boregan, la conclusione, il fallo subito da Massimo Tataranni, il quarto fallo di squadra commesso dagli ospiti valdagnesi. Pubblico delle grandi occasioni stasera, nutrita la rappresentanza di tifosi valdagnesi, curve in pieno lavoro,
sia da un lato che dall'altro. Finisce qui ormai questo primo tempo e finisce con Braganze avanti per 4-1 in virtù delle reti messe a segno da Massimo Tadrani, Stefano Del Santo, Facu Posito, Pietro Agostini. Per il Valdagno, Leonardo Di Qui Giovanni, da Fausto Pozzan per ora è tutto. Ci risentiamo tra una decina di minuti circa qui dal Pala Ferrarin di Braganze per questo derby delle nevi. A più tardi.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palaferrain di Breganze per questo sabato 9 marzo 2024. Tra qualche istante il secondo tempo della gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A1 2023-2024, decima del girone di ritorno della regular season. Il Y Sport Valdagno ospite è sotto per 4-1 al termine del primo tempo, condotto dalla formazione del Veneto Lab Breganze. Breganze è stata capace di sfoderare sicuramente una prestazione apprezzabile sotto tutti i punti di vista, innanzitutto della carica agonistica, della grinta, della volontà di muovere la classifica, compito assolutamente e obiettivo assolutamente necessario a 4 turni dal termine della regular season in ottica play-out, e al cospetto di una formazione sicuramente maggiormente accreditata nel pronostico, pur se limitata dall'assenza del suo giocatore maggiormente capace in fase realizzativa, vale a dire Giuliani. Si è dimostrata comunque squadra con ottime soluzioni tecniche e tattiche, capace magari di iniziare forse meglio nei primi minuti del derby. Poi c'è stato sicuro, poi Breganze è salita assolutamente in cattedra, e in virtù, ripetiamo, di un'ottima prova difensiva attorno al proprio portiere Mattia Verona, di trame di gioco ordinate e precise con l'obiettivo specifico di mettere un uomo davanti al portiere Giovanni Bovo, che è stato ripetutamente impegnato soprattutto da Ramiro Torres. Giovanni Bovo però ha dovuto cedere il passo alle reti messe a segno da Massimo Tataranni, Stefano Dal Santo, Facco Posito e Pietro Agostini, particolarmente gradita quest'ultima, la sua seconda stagionale. Curiosità, l'abbiamo già ricordato, aveva messo a segno la sua unica marcatura proprio al termine del derby d'andata, che Valdagno aveva vinto largo nel punteggio. Ma questa è tutta un'altra storia. Siamo ormai nei pressi di dare inizio a questo secondo tempo, con Valdagno che si affida nuovamente al quintetto che ha iniziato la gara, vale a dire Giovanni Bovo, Davide Mottaran, Emanuele Garcia, Alex Borregan, Leonardo Di Qui Giovanni. Altrettanto a dirsi per Breganze, con Mattia Verona a difendere la porta, Stefano Dal Santo, Fago Posito, Massimo Tataranni e Ramiro Torres. L'incontro è diretto dai signori Iorio e Chelsea, Iorio di Salerno e Chelsea di Novara, arbitri sicuramente sulla breccia da anni, in particolare Alessandro Chelsea, uno dei leader mondiali tra i fischietti dell'hockey pista. Si riparte. Stefano Dal Santo ha ricevuto da Ramiro Torres. Ragazzi, ha cercato magari lo schema in partenza. Qui c'è un'ottima riconquista da parte di Fago Posito, all'indietro per Stefano Dal Santo. La conclusione è murata, e allora possesso per la formazione ospite, con Davide Mottaran che varca a metà campo, si rifugia all'indietro da Manuel Garcia. Girano sempre a 3 i giocatori di Luca Chiarello, con il solo Di Qui Giovanni a fare veglio davanti a Mattia Verona, magari a impedirgli una comoda visuale delle conclusioni come questa tentata da Davide Mottaran, ribattuta dalla difesa rossonera. Il più lesto a impossessarsi della sfera è Ramiro Torres. Il controllo problematico fino a un certo punto per un giocatore della classe e della tecnica di Massimo Tataranni, ex della serata, così come ovviamente il capitano Mattia Cocco, che è di Valdagno, ma che qui a Breganze ha sicuramente trovato la sua collocazione ideale, come ha avuto modo di ripetere più volte sollecitato sull'argomento. Ramiro Torres, la conclusione murata ancora dalla difesa ospite. Possesso per Valdagno, Emanuele Garcia, Davide Mottaran, la finta di tiro di Garcia dall'altro lato con Davide Mottaran a portare palla dietro la porta di Mattia Verona, che gli tocca la palla soltanto che basta per consegnare il possesso
al Valdagno, che avrà altri 45 secondi per completare la manovra d'attacco. L'inserimento di Borregan, la parata di Mattia Verona, ancora Motaran, la conclusione, i pattini di Massimo Tataranni a sventare la minaccia. Breganzi in possesso. Perde palla Facuposito. Si è iniziati il piccolo trotto questa ripresa. Borregan, il filtrato di Borregan, ancora Garcia, la conclusione, non trova la porta. Buon per Breganze, perché Mattia Verona non aveva visto l'inserimento del numero 84 ospite. Facuposito, palla consegnata, qui un assist per Ramiro Torres. E qui il fallo di squadra commesso da Ramiro Torres. Le lamentele della formazione ospite, che magari voleva qualcosa di più di un fallo di squadra. Sono 3 i falli di squadra commessi da Breganze. Di qui Giovanni, Emanuel Garcia, Motaran all'indietro per Borregan. Breganze si chiude a riccio, difende molto bene questa sera la formazione di Roberto Guerrieri, che comunque cura molto bene l'assetto difensivo. C'è il gran gol di Borregan, gran gol di Borregan, 4-2 Breganze, 22-16. Punto del 2-4. Allora Borregan si iscrive ai marcatori di questo derby. Grande gol, tiro dalla media distanza non visto da Mattia Verona. Avevamo sottolineato il fatto che questo derby era partito al piccolo trotto per quanto riguarda la seconda frazione. Facuposito, la conclusione ribattuta da Giovanni Bo. Ancora Facuposito, va a trovare sull'altro angolo della fronte d'attacco rossonero Ramiro Torres, affrontato dall'autore del punto del quadro dell'attenzione, la palla vagante, Ramiro Torres, ancora Facuposito, 2 parate consecutive di Giovanni Bovo. Breganze sta stringendo d'assedio la porta Valdagno, che non è capitolata. Ancora Massimo Tatarani a cercare un assist al bacio. Ramiro Torres ancora davanti a Giovanni Bovo, recupera per i propri colori di qui Giovanni Valdagno. Vediamo se riuscirà a imprimere maggiori cadenze a questa partita. E qui un miracolo, l'ennesimo di Mattia Verona. Breganze deve serrare i ranghi in fase difensiva, perché Valdagno si sta facendo ripetutamente pericoloso in questi ultimi minuti. Ancora una conclusione, la possibile ripartenza però dall'altro lato di Breganze. Ancora Ramiro Torres, lo scambio per Facuposito, il tentativo di assist al volo di Facuposito per Ramiro Torres, che non riesce a controllare. Ci fosse riuscito, veniva giù il palazzetto, come si suol dire, perché era stato veramente una trama combinata in modo spettacolare dai due. E qui c'è un'ottima conclusione di Emanuel Garcia dall'altra parte, ci arriva con il guanto destro. Mattia Verona scivola, Massimo Tataranni, ripiegano i giocatori di Roberto Crudeli, si lamentano Massimo Tataranni, non si capacita di come i direttori di gara non abbiano fischiato, gli fa segno di giocare Alessandro Chelsea. Motaran, Garcia di prima per Motaran, da questi all'autore del punto del 2-4 per i propri colori Borregan. Motaran, ancora Borregan, dotato di una grande capacità di tiro, 14esimo gol stagionale. Qui c'è un tiro da lontano di Garcia con Di Qui Giovanni che stava facendo velo, ma ha controllato, ha sventato la minaccia a Mattia Verona. Massimo Tatarani, Ramiro Torres a caccia della sfera, volitiva l'azione del 57 di casa, ancora perde però la palla. Motaran, che ha recuperato palla in collaborazione con Borregan, ancora Borregan, tenta di superare Stefano Dal Santo, fa buona guardia la difesa rossonera. Stefano Dal Santo prova a incunearsi, Ramiro Torres ha cercato di lanciare Facuposito, ma siamo dall'altra parte con Emanuel Garcia, liberato Borregan, recupera Massimo Tatarani, perde sfera per il recupero difensivo degli ospiti, che avranno un'altra opportunità. 6 minuti ormai trascorsi dall'inizio di questa ripresa. Collo Vega dare il cambio a Di Qui Giovanni, che si accomoda in panchina, e manda Garcia. Borregan all'indietro per Collo Vega. Motaran, la finta di tiro Motaran, il filtrante
stato deviato da Colovega e allora sarà possesso per Breganze. 18:56 al termine della partita. Entra Davide Piroli, esce l'autore del punto del 2-4, Alex Boregan. Breganze che riparte, non ha effettuato sostituzione nella formazione di Roberto Crudeli. Lo Stefano Dal Santo che va a cercare e trovare Facu Polito a metà pista, all'indietro per il 53, autore del punto del 2-1. Ha pensato per un attimo alla conclusione, poi si torna all'indietro. Ramiro Torres, il dai e vai con Massimo Tatarani che è abilissimo a fare le sponde e a trovare i compagni anche di prima intenzione. Di un nulla non si è perfezionata questa trama offensiva. Dall'altra parte non ci ha pensato su Davide Motaran, in conclusione controllata per l'ennesima volta da un ottimo Mattia Verona. Colovega dietro la gabbia del portiere rossonero, forse è stato colpito all'occhio il 66 ospite, fa il cenno di posizionarsi davanti alla porta di Mattia Verona. Motaran qui il ripiegamento difensivo ai pattini di Ramiro Torres a sventare una buona trama offensiva orchestrata dai giocatori di Guadagno. Qui c'è un ottimo spunto di Colovega che si è liberato con una trottola alla conclusione sul secondo palo, si è allungato Mattia Verona. Qui la conclusione non è precisa da parte di Emanuele Garcia. Guadagno che prova a stringere d'assedio Breganze, qui è ricercato Colovega, ancora Colovega all'indietro per Davide Piroli. Motaran, vedete proprio Motaran, lo scambio con Colovega, all'indietro per Emanuele Garcia. Il filtrante per un attimo, ma Massimo Tatarani non recuperava palla e siccome Valdagno stava schiacciando con tutti i propri 4 giocatori di movimento l'area rossonera, potevano esserci gli spazi per una ripartenza letale, ma comunque Breganze è ritornato nel frattempo in possesso di sfera con Facu Posito a scambiare con Stefano Dal Santo che varca la metà pista. Massimo Tatarani, Facu Posito, si mette proprio Facu Posito, va all'indietro da Stefano Dal Santo che ha spazio, vediamo se proverà la conclusione, lo fa, trova il guanto destro di Giovanni Bovo. Colovega dall'altra parte. 16:48 al termine della partita, Breganze avanti 4-2. Guadagno ha riaperto il derby, ammesso che fosse chiuso con il gol in apertura di secondo tempo messo a segno da Boregan. Ramiro Torres dall'altra parte a metà pista a trovare Stefano Dal Santo. Massimo Tatarani, il cambio esce, va a rifiatare Ramiro Torres, entra l'autore del punto del 4-1 di Breganze, vale a dire Pietro Agostini. Ancora Pietro Agostini non riesce ad agganciare palla nei pressi dell'area avversaria e allora siamo dall'altra parte con Davide Motaran. La conclusione con il guanto destro ancora una volta Mattia Verona, ha scatenato il portiere di casa e altrettanto scatenato Pietro Agostini che prova uno spunto. Dall'altra parte però Davide Piroli, le squadre si stanno allungando, il tentativo di dribbling, Davide Piroli recupera palla per i colori, fa composito con l'ausilio dei pattini. Da quest'anno si può giocare con i pattini in fase difensiva, non si può segnare con i pattini, ma per il resto la giocata di pattino è ammessa. Piroli, Vega, Motaran, siamo a metà pista, carica il tiro Motaran, Sibila alla destra della porta, difesa da Mattia Verona, fa composito con la collaborazione di Stefano Dal Santo a proporre una nuova trama offensiva per Breganze. Massimo Tatarani fa composito, riceve dal numero 8 di casa, ancora Stefano Dal Santo a ricevere palla. Pietro Agostini sull'angolo destro, la fonte d'attacco della formazione rossonera, tiene saldamente il possesso della sfera il numero 5 di casa. Stefano Dal Santo a scambiare ancora con Pietro Agostini, siamo all'indietro, fallo di 5 secondi. 14:52 trascorsi 10 minuti dall'inizio della ripresa, Breganze avanti. È entrato Niccolò Crocco nelle file vallagnesi. Valdagno quindi con Davide Piroli, Colovega, Niccolò Crocco, Davide Motaran, tra i pali Giovanni Bovo. Breganze, Mattia Verona, Stefano Dal Santo, Pietro Agostini, Massimo Tatarani, fa composito. Colovega a cercare lo spunto di Niccolò Crocco, palla vagante, ci arriva Pietro Agostini, pronto a rientrare. Ramiro Torres
cercato e trovato Massimo Tataranni. Stefano Dal Santo ha trovato a sua volta del numero 8 il tentativo di cercare e trovare Pietro Agostini, fronteggiato da da Collovega, che gli porta via la sfera. Nicolo Crocco, lo spunto del numero 6 ospite, prodotto del vivaio biancazzurro. Stefano Dal Santo, Pietro Agostini a sua volta prodotto del vivaio rossonero, classe 2003. Ancora Pietro Agostini a cercare e premiare lo spunto di Facu Posito, che ci pare particolarmente sofferente. Ferma il gioco il signor Iorio. Qualcosa da dire da Facu Posito con il signor Iorio, che invita Facu Posito ad uscire. Ha qualche cosa da lamentare Facu Posito, non capiamo, non abbiamo visto onestamente. Intanto esce Davide Motaran. Roberto Godelli a calmare il suo numero 14. Non abbiamo capito sinceramente. C'è stata qualche protesta. Deve essere stato un contatto proibito. Qui il tentativo di conclusione di Davide Piroli, murato dalla difesa rossonera. Recupera palla per i propri colori. Ramiro Torres che si produce nell'ennesimo spunto. Se ne va Ramiro Torres. Ancora Ramiro Torres, insistita l'azione del 57, lo raddoppia Roman, lui non fa una piega. Possesso per Breganze, giocata irregolare del portiere ospite, abbiamo già ricordato. Con il ginocchio a terra non si può giocare palla dietro porta. Questo è il motivo per cui Breganze ha 45 secondi per completare ancora una volta la manovra d'attacco. Stefano Dal Santo, Massimo Tataranni, Pietro Agostini ben impeccato, cerca la giocata per sorprendere Giovanni Bovo, l'idea era buona, è mancata la mira. Ottimo spunto comunque del numero 5 di casa. Davide Piroli, Emanuele Garcia, Davide Piroli, Nicolo Crocco, tutto di prima. Valdagno che cerca di lanciarsi verso la porta di Mattia Verona con il suo numero 8, che sente sicuramente il peso della maglia, anzi la porta con un assoluto onore. Qui c'è un tiro da lontano ribattuto, ma Ramiro Torres che supera Emanuele Garcia. Ancora Ramiro Torres, questa sera Giovanni Bovo gli ha parato tutto, l'ha fatto anche in questa circostanza. Qui c'è la conclusione dall'altra parte di un altro che ha cercato di sfidare il portiere avversario, vale a dire Davide Piroli, ma Mattia Verona ancora una volta gli è negato la gioia personale. Stefano Dal Santo dall'altra parte a trovare Ramiro Torres, cattivo controllo del 57 di casa, ottima trama. Qui c'è una finezza di Ramiro Torres che va a cercare di prima intenzione qualcuno tra Pietro Agostini e Massimo Tataranni. La giocata non gli è riuscita di poco. Attenzione, Massimo Tataranni a pescare Ramiro Torres, fronteggiato da Collovega, a trovare ancora Massimo Tataranni, ben lanciato, cade Massimo Tataranni, cade anche Emanuele Garcia. Ferma il gioco il signor Iorio, si toccano la testa entrambi. Deve essere stato particolarmente doloroso il contatto tra i due. Li vediamo particolarmente sofferenti, infatti devono entrare i sanitari in pista al Pala Ferrarin a 11:44 dal termine, con Breganze avanti nel punteggio per 4-2, con Valdagno che prova a tornare in partita, anzi per la verità non c'è mai uscita la formazione ospite. Derby particolarmente sentito, si è sentito il pubblico stasera particolarmente, forse è stata la serata in cui la presenza del pubblico si è sentita maggiormente, anche con il Sandrigo per la verità. Ci sono state parecchie emozioni, si sono sentiti i cori dei tifosi. È un derby sicuramente importante, sicuramente sentito questo tra le due compagini. All'andata Valdagno si impose per 8-4. Tra i marcatori Mattia Cocco, che
che questa sera in panchina qualche problema fisico per lui, e l'abbiamo ricordato, Pietro Agostini tra gli altri. Rientra Facuposito, esce Massimo Tatarani che si è scontrato con Emanuel Garcia, a sua volta uscito. È rientrato Davide Montaran, è rientrato Di Qui Giovanni, quindi Padagno con Boregan, Montaran, Crocco e Di Qui Giovanni, Breganze con Dal Santo, Torres, Agostini e Facu per quanto riguarda i giocatori di movimento, i portieri ovviamente. Saldamente in porta dal primo istante di questo derby Giovanni Bovo per i biancoazzurri, Mattia Verona per i rossoneri. Davide Montaran, centropista, Boregan fronteggiato da Stefano Dal Santo. L'azione insistita di Davide Montaran. Si chiudono le maglie della difesa di Roberto Crudeli. Qui tenta una magia Nicolò Crocco, lo accompagnano alle uscite i giocatori rossoneri, e allora ancora una volta Ramiro Torres a portare palla, questa volta però la perde, a favorire quindi l'occasione di Nicolò Crocco, murato letteralmente murato da un bravissimo, ma non è una notizia, Mattia Verona. Si riparte, punizione per Breganze sul punto di battuta, angolo alto alla destra della difesa rossonera, per Milo Torres che ha scambiato con Stefano Dal Santo. Palla deviata, sarà ancora possesso, ci sembra, per Breganze, pronti a ripartire, anzi no, il signore Chelsea fa segno che si ripartirà con il suo fischio. In ogni caso il possesso è confermato per gli ospiti. Crocco per Montaran, Boregan. Trascorsi ormai 14 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, Breganze avanti 4-2, deve sicuramente stringere i denti la formazione di Roberto Crudeli, ha bisogno di punti assolutamente per presentarsi alla post season con un buon bottino. Ovviamente Valdagno non è d'accordo perché è in piena lotta per un posto nei playoff, e quindi prepariamoci ad assistere a 10 minuti assolutamente intensi ed emozionanti, così come sono stati i primi 40 minuti di questa partita, ben diretta tra l'altro dai signori Iorio e De Chelsea. Facuposito è tornato a segnare il numero 14 dopo qualche giornata, ha avuto qualche problema fisico che ne ha limitato il rendimento e l'ha costretto a marcare visita nel derby con il Bassano e a giocare pochi minuti in quelli di Giovinazzo. Qui c'è una conclusione tentata da Boregan, una deviazione sopra la porta di Mattia Verona. Stefano Dal Santo riceve da Facuposito, il lancio per Pietro Agostini, che stoppa molto bene, grande gol di Pietro Agostini, 5-2 Breganze, 9:58, un assist al bacio, ma ha fatto una giocata deliziosa il numero 5, ha puntato Giovanni Bovo, si è allargato sul secondo palo e ha messo a segno il punto del 5-2. Breganze quindi si avvia a disputare questi ultimi 10 minuti di derby sulle ali dell'entusiasmo grazie alla terza rete stagionale di Pietro Agostini. Qui Ramiro Torres a contendere il possesso a Davide Montaran, ancora Davide Montaran che supera Ramiro Torres dall'altra parte con Di Qui Giovanni, si mette proprio Di Qui Giovanni, va alla conclusione, murata ancora una volta da uno straordinario Mattia Verona. Ramiro Torres, ci sembra sia stato Stefano Dal Santo a imbeccare Pietro Agostini, ma magari lo rivedremo nel replay quando ci sarà il primo, magari un time out, ma è stata un'azione sicuramente apprezzabile per lo spunto, per il lancio, per la precisione del passaggio e per la freddezza da parte di Pietro Agostini.
per la ottima capacità di ricevere il passaggio, e poi è stato capace di puntare il portiere avversario, allargarsi sulla sinistra e a porta vuota poggiare in rete per il punto di un importantissimo 5-2 di Breganze. Ancora una volta Pietro Agostini trovato da Stefano Dal Santo. Boregan che non ci sta, ma non ci sta nemmeno Ramiro Torres, autore di una partita incommiabile, tante le palle recuperate dal numero 57, ancora una volta scatenato, time out alle viste. Lo ha chiamato Luca Chiarello, qui però una leggerezza di Ramiro Torres. Breganze deve sempre rimanere attenta, non bisogna perdere palline per quanto riguarda la formazione di casa, mentre per quanto riguarda la formazione ospite bisogna approfondire ogni energia in questi 10 minuti per provare a rientrare in partita. Adesso è sotto di 3 a 9 dal termine, nell'hockey pista non è assolutamente un verdetto definitivo, ma sicuramente Breganze ha tutte le carte in regola per avviarsi, per giocare alla grande questi 10 minuti, almeno questo sta cercando di dimostrare la formazione rossonera. Perde però palla Pietro Agostini, lotta e recupera caparbiamente sfera Facu Posito. Qui c'è uno scontro, contatto proibito tra Stefano Dal Santo e Nicolò Crocco, che cade a terra. Si rialza comunque il giocatore balagnese, qui beccato Nicolò Crocco che se ne va verso Mattia Verone, e ancora una volta chi lo recupera? Ramiro Torres. Poi i pattini di Facu Posito, come mestiere Breganze non fischiano i direttori di gara. Si gioca, attenzione Boregan, murato da Stefano Dal Santo, con le unghie e con i denti Breganze a difendere questo triplo vantaggio. Qui il tentativo di prima intenzione di Boregan, colpo al volo apprezzabile, ma altrettanto apprezzabile. Pietro Agostini, rigore per Breganze. Conciliabolo tra i direttori di gara, ma ci sembra sia rigore, sì. Time out comunque chiamato da Luca Chiarello. 7:44 al termine anzi no, 8:02 al termine della partita. Vediamo intanto il replay, alcune delle reti, anzi no, adesso siamo in diretta. Eccoli i gol che stanno orientando questo derby in favore di Breganze per 5-2 con la doppietta di uno scatenato Pietro Agostini. Bellissima la sua quinta reti, ma è stato bello anche il quarto gol di prima intenzione, un tiro raso terra a sorprendere Giovanni Bovo. Questo è il terzo gol messo a segno da uno scatenato Facu Posito, e questa è la quarta rete di Pietro Agostini che si è ripetuto per il punto del 5-2 parziale. Questo è il gol ballagnese di Boregan che ha accorciato le distanze. E poi qui il lancio verosimilmente di Stefano Dal Santo, l'ottima ricezione sulla sponda di Pietro Agostini, ma torniamo in diretta per il gol del potenziale 5-2, del parziale 5-2, e adesso vediamo Massimo Tatarani a sfidare Giovanni Bovo con il rigore. Lo mettesse a segno Breganze andrebbe su 6-2. Tatarani contro Bovo. La parata di Giovanni Bovo, fallito quindi il rigore da Massimo Tatarani, che anche a Giovinazzo non era riuscito a trasformare la massima punizione. Doppietta peraltro per lui nel 3-3 importantissimo dell'ultimo turno, prima di questa importante sfida, di questo derby che sin qui sta rendendo felice la società del presidente Stefano Volpe, che se finisse così andrebbe a 16 punti classifica, distanzierebbe di 4 lunghezze Giovinazzo. Vedremo magari il prossimo time out i parziali. Possesso per Valdagno con Davide Piroli. Di qui Giovanni, la conclusione fuori al lato, riparte Breganze, potenziale 3 contro 2, Facu Posito, Stefano Dal Santo a cercare Massimo Tatarani, impreciso, è stato parato il tiro, alla fine non è stato un tiro, è stato parato da Giovanni Bovo. Massimo Tatarani a cercare ma non trovare Facu Posito, ma Breganze è a poco più di 7 minuti dal termine, qui con Roberto Crudeli che si fida di Pietro Agostini per questo finale, ha bisogno magari delle sue invenzioni e anche della sua capacità di tenere palla.
che magari vede un po' acciaccato Facu Posito, e Pietro Agostini risponde presente, assolutamente. Ha giocato poco in questo girone di ritorno, ma quando c'è stato bisogno Braganza ha potuto sicuramente trovare ottime risposte dal suo numero 5, e in particolare questa sera doppietta per lui, che sta orientando il derby in casa rossonera, ed è importante. Ma Valdagno non ci sta, ed ecco Colovega in possesso con Boregan che tenta un alzo e schiaccia uscendo da dietro porta, pallina però sopra l'altezza regolamentare, ragione per cui il signore Chelsea ferma il gioco, assegna il possesso a Braganza, rientra appunto Pietro Agostini, è uscito a rifiatare Facu Posito. I parziali stanno dicendo che Trissino sta vincendo 8-2 in quel di Sandrigo, ma torniamo in cronaca con Di Qui Giovanni che va a cercare Colovega, ma è rientrato e ha capito tutto Stefano Dal Santo, autore di una monumentale prova difensiva, e non solo, questa sera l'abbiamo visto in versione assist man e anche in versione goleador. Suo il punto fondamentale del 2-1, perché Valdagno aveva impattato subito dopo 8 secondi essere passata in svantaggio nel corso del primo tempo. Boregan, uno degli ultimi ad arrendersi della formazione ospite. Ancora Colovega dietro la porta, lo fronteggia Pietro Agostini, fa buona guardia sul suo palo Mattia Verona. Parziali dicevamo, Trissino sta vincendo 8-2 a Sandrigo, 3-3 lo scontro al vertice, se lo si può definire così, tra Sarzana e Forte dei Marmi. Monza sotto in casa con il Follonica che sta vincendo 3-1 e Grosseto che sta vincendo in quel di Lodi per 3-2, quindi in ottica play-out assolutamente importante il risultato di Monza, perché se finisse così in entrambe le piste Braganza sarebbe a -4 da Monza a 3 giornate dal termine. Qui Ramiro Torres stretto sulla sponda, protesta la panchina rossonera che magari voleva qualcosa di più di un fallo di squadra. Ci sembra particolarmente sofferente il numero 57 di casa, ma se lo conosciamo vorrà sicuramente provare a ripartire, a rialzarsi e a giocare. No, però Roberto Crudeli sceglie di far uscire Massimo Tatarani e far rientrare Facu Posito per questi 5 minuti e 15 che mancano al termine della partita, di questa partita valida per il 10° turno di ritorno della regular season del campionato di Serie 1 2023-2024, 23esima giornata complessiva. Braganza avanti 5-2, la doppietta di Pietro Agostini, le reti di Massimo Tatarani, Facu Posito e Stefano Dal Santo per Valdagno, Leonardo Di Qui Giovanni e la X Boregan. Braganza spero non ne abbiano male gli amici valdagnesi, ha fatto qualcosa di più e questo legittima il vantaggio, a cominciare dal proprio estremo difensore Mattia Verona, decisivo in più di una circostanza. Ottime comunque le trame offensive di Braganza, sia in fase di possesso palla, sia in fase di costruzione del gioco, sia in fase di ripartenza rapida, e quindi prepariamoci ad assistere a questi 5 finali con Braganza avanti 5-2 con Facu Posito. Se ne va Facu Posito, il tentativo di alza e schiaccia davanti a Giovanni Bovo. Intanto c'è il quarto fallo commesso da Pietro Agostini, possesso per Valdagno che se ne va con Davide Piroli, il blocco irregolare ai danni di Pietro Agostini. Di Qui Giovanni a professare la propria innocenza e Chelsea rimane convinto assolutamente della propria decisione. 7° fallo di squadra commesso da Valdagno. Braganza ha fallito anche il potenziale rigore del 6-2 con Massimo Tatarani. Qui c'è uno dei pochissimi errori della monumentale prestazione di Stefano Dal Santo. Possesso allora per Valdagno, Davide Piroli. Boregan assolutamente apprezzabile la sua prova. Colovega nel primo tempo aveva messo a segno una rete, ma gli è stata annullata per uno stop irregolare con il corpo. Facu Posito a trovare Pietro Agostini, un assist al bacio, si rammarica il numero 5 di casa, aveva avuto forse il match point.
Collovega, le finte di Collovega, autore di una rete straordinaria nel derby d'andata, una finta di tiro e poi una conclusione imparabile al 7. Ramiro Torres perde palla, non fischiano i direttori di gara, la rete di Boregan per il 5-3, doppietta quindi per Boregan. Aveva perso palla Ramiro Torres che era caduto, non hanno ravvisato irregolarità i direttori di gara. Roberto Crudeli a catechizzare Ramiro Torres, Braganza che deve stringere i denti in questi 4 minuti finali. È stato un passo da andare su 6-2, ma questo sport è così. 5-3 Collovega, Boregan, scatenato Boregan questa sera, doppietta per lui. Ramiro Torres imbeccato da Pietro Agostini, gol di Ramiro Torres, 3:49, si iscrive il club di marcatori anche Ramiro Torres, vince la sua personale sfida con Giovanni Bovo che gli aveva negato la gioia del gol per tutta la partita. E adesso Braganza si avvia alle ultime curve del derby, mancano meno di 4 minuti, avanti per 6-3, il che è sicuramente un buon viatico, anche se non è, ripetiamo, verdetto definitivo, perché l'hockey pista è emozionante per definizione. Ramiro Torres viene richiamato in panchina da Roberto Crudeli, ci sembrava stanco, ma qui è stato bravissimo a trovare il gol, un ottimo spunto per lui. Qui però non ci stati qui Giovanni, subito la conclusione e subito Mattia Verona a replicare. Braganza ha costruito la sua vittoria sicuramente sull'ottima prestazione del proprio estremo difensore, ma come abbiamo avuto modo di sottolineare ripetutamente in questa cronaca, non è una notizia che Mattia Verona sia capace di ottime prestazioni. Qui cade Massimo Tatarani, subisce l'ottavo fallo di squadra da parte di Collovega. 6-3, 3 minuti e 35 di questo emozionante derby, con Boregan che se ne va alla conclusione. Ancora una volta trova Mattia Verona a rispondere presente, ancora Boregan, sicuramente il giocatore maggiormente positivo per quanto riguarda la formazione ospite, doppietta per lui, un'autentica spina nel fianco della formazione di casa, che ha replicato con le unghie e con i denti. Qui c'è una palla recuperata da Braganza, quasi recuperata da Braganza. Ancora un fallo di squadra, è il nono commesso da Davide Motaran che se la ride, ma il signor Iorio non cambia idea. E allora Agostini sul punto di battuta con Stefano Dal Santo, Massimo Tatarani, cade Massimo Tatarani, recupera comunque la sfera, trova Pietro Agostini, ancora Pietro Agostini, stavolta gli nega la gioia del gol molto bene Giovanni Bovo. 2 minuti e 45, ancora una possibilità di Braganza in contropiede, Stefano Dal Santo e Pietro Agostini, si mette proprio Stefano Dal Santo, para Giovanni Bovo che poi sventa la minaccia allontanando la sfera. Cenno d'intesa tra Pietro Agostini e Stefano Dal Santo, sarà possesso per Braganza. 2 minuti e 35 dal termine di una sfida sicuramente emozionante che Braganza sta legittimando in virtù di una gara sicuramente accorta, di una grande prova difensiva e di ottime trame in fase d'attacco. Braganza, avevamo sottolineato i problemi offensivi, qui c'è Facu Posito ben imbeccato, ancora Facu Posito, gol! La 7ª rete di Facu Posito. Braganza quindi potrebbe essere questo il gol che chiude la contesa a 2:22 dal termine. A 2:22 dal termine, doppietta di Facu Posito, doppietta di Pietro Agostini, reti di Massimo Tatarani e Stefano Dal Santo. Braganza 7-3. Sta rendendo lo stesso punteggio per quanto riguarda il distacco della partita d'andata. Braganza ha perso 8-4 in quel di Valdagno alla 10ª d'andata, sta vincendo 7-3 a 2 minuti e 22 dal termine di questa partita. Un'ottima prestazione veramente quella dei giocatori di Roberto Crudeli.
l'altra rete di Breganza si è messa a segno, ricordiamo, da Ramiro Torres. Le finte di tiro Davide Motaran che non ci sta. Il tiro è stato deviato da uno straordinario, permetteteci l'aggettivo, Mattia Verona, un fattore determinante di questa partita che Breganza ormai sta conquistando. 16 punti in classifica, insomma, ed è importantissimo. Qui a un passo però dalla gioia personale con Vega, ma c'è stato l'ennesimo miracolo di Mattia Verona. Ultimi 2 giri di lancette, gentili signore e signori, qui dal Pala Ferrarin di Breganza. I rossoneri di Roberto Crudeli pronti a conquistare un altro volo sulla propria sinistra di un bravissimo Mattia Verona, che qui in veste di assist man per Stefano Dal Santo, ma gli si chiede di sventare la minaccia e dei tiri che gli portano gli avversari, lo sta facendo alla grande per tutti questi 50 minuti. Ci sono volute delle autentiche prodezze per batterlo questa sera. Si è dovuto inchinare a Di Qui Giovanni e alla doppietta di Boregan, ma poi per il resto è stato veramente fantastico il portiere rossonero. Cade Massimo Tataranni, 1:23 ormai al termine della partita. Boregan con la Vega, la palla che danza pericolosamente davanti a Verona, ma fa proposito, un altro degli elementi su cui Breganza ha costruito questa vittoria. Doppietta per lui, ma è stata apprezzabile anche la sua capacità di lottare in fase difensiva, di fare schermo ai ripetuti tentativi di attacco dei valdagnesi, che a un minuto dal termine sono sotto nel punteggio per 7-3. Scelgono il possesso, cantano i tifosi rossoneri, è ammutolita la curva valdagnese che ha accusato il colpo. Possesso prolungato per Valdagno, che aveva iniziato così la sfida, ma è stato sorpreso da una partita giocata con tutti i crismi di chi vuole conquistare vittorie nell'hockey pista. C'è il 10° fallo commesso da Valdagno, Breganza quindi che può arrotondare il punteggio. 10° fallo, ci andrà Massimo Tataranni. Sì, incoraggiamento da parte di Facu Posito. Tataranni contro Giovanni Bovo per provare ad allungare nel punteggio a 29 secondi dal termine. Fanno festa e ne hanno ben donde i supporters rossoneri per questa importante vittoria che porta a Breganza a 16 punti in classifica, verosimilmente a 4 punti dal Monza, che è terzultimo. Gol di Massimo Tataranni, doppietta anche per lui, 16ª stagionale, e allora Breganza sale a quota 74 gol, anzi 72, scusate, sono stato troppo ottimista in classifica per quel che riguarda i gol segnati. 111 le reti subite. L'esultanza di Massimo Tataranni verso la curva rossonera. 25 secondi e poi gran festa qui al Pala Ferrarin per i supporters rossoneri. L'ennesimo fallo di squadra commesso da Valdagno con Boregan. Stefano Dal Santo pronto a rialzarsi. Ragazzi, si sta preparando a festeggiare questo derby. È il terzo derby stagionale che Breganza vince su 10 partite. C'erano stati successi con Sandrigo e Montebello in trasferta. Altra vittoria in casa in un derby, questa volta contro Valdagno, ed è sicuramente una vittima illustre perché si tratta della 7ª squadra del campionato. Sta finendo la partita, finisce in questo istante. Breganze con le doppiette di Pietro Agostini, di Facu Posito, di Massimo Tataranni, le reti di Ramiro Torres e Stefano Dal Santo. Piega in casa per 8-3 il Wisport Valdagno, che ha avuto come marcatori Boregan, 2 reti per lui, e Di Qui Giovanni. Breganze sale a 16 punti in classifica. Si gusta una prestazione sicuramente incommentabile ed apprezzabile sotto tutti i punti di vista dei propri giocatori,
che si avviano agli ultime 3 partite della stagione con magari la voglia di incrementare il punteggio, anche se il calendario propone la trasferta di Follonica, tra l'altro in infrasettimanale, la partita in casa con Sarzana e gli ultimi in quelli di Monza, e lì in ottica play out sarebbe sicuramente importante andare a punti, ma è presto per fare i conti, fare i calcoli. È il momento invece di gustarsi questa prestazione, di apprezzare questa partita che Breganze ha letteralmente dominato, perché questo è non solo il verdetto, ma anche questo ci dice anche la prestazione messa in pista dei giocatori di Roberto Crudeli, che adesso vanno a salutare gli ospiti. Un Capitan Cocco che ha dovuto rinunciare per problema muscolare a questo importante derby, ma chi lo ha sostituito lo ha fatto alla grande, a cominciare da Pietro Agostini. Doppietta per lui, che quando vede Valdagno si scatena. Ha messo a segno 3 reti in questo campionato 2023-2024 proprio contro la formazione biancoazzurra. Uno stop per Valdagno, che probabilmente ha accusato l'assenza anche del suo atleta maggiormente rappresentativo, almeno in fase di marcatura, vale a dire Giuliani, ma è formazione con panchina lunga, con giocatori capaci di ottime giocate, e lo hanno confermato. Ci è voluto uno straordinario Mattia Verona per fermare gli attacchi della formazione ospite biancoazzurra, che proseguirà il suo campionato alla ricerca magari di un posto al sole in ottica playoff, la sua avventura europea. Ma questa sera è il tempo di festeggiare per Breganze, di andare sotto la curva a godersi magari il meritato applauso dei supporter rossoneri, che hanno incitato la formazione di casa per tutti i 50 minuti di questo importante derby. Massimo Tatarani a salutare anche gli ospiti, lo ricordiamo, è un ex della contesa, ha giocato a Valdagno vincendo titoli. E allora è il momento della curva rossonera di accogliere i propri beniamini. È stata una bella serata con Breganze che muove la classifica. Dopo il punto di Giovinazzo arrivano i 3 punti in casa con il Valdagno, e questa è un'ottima notizia. Stanno uscendo anche i direttori di gara, il signor Alessandro Eccelsi, il signor Iorio. Hanno diretto entrambi molto bene questo derby. Alberto Fabi Santavolo li ha aiutati nel compito dell'arbitraggio. E allora le foto di Donovan Ciscato. Purtroppo in settimana abbiamo dovuto dire addio al suocero Piero Stella, che tante volte ha immortalato le imprese dei giocatori rossoneri. Adesso c'è il suo genero a raccogliere questa la sua pesante eredità. Bella partita, bella serata per quanto riguarda i colori rossoneri. E allora, signori, vi ringraziamo per l'ascolto. La partita è stata ripresa dalle telecamere della piattaforma digitale Hockeypista Fizz TV, godibile sui canali YouTube. Ringraziamo l'operatore e regista Marian Monteano. Ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime partite dell'Hockey Breganze. Buona serata a tutti da Fausto Pozzano.